Zoagli verso il commissariamento, la maggioranza si è dimessa. Tra i motivi i fondi bloccati, l'assenza di dialogo tra uffici e amministrazione e la recente sospensione del sindaco. Grande successo di partecipazione per la mezza maratona di Chiavari con oltre 1200 podisti impegnati nelle varie distanze. Sesse Levante si avvia al termine la progettazione del depuratore a Ramaia. In consiglio la pratica di acquisizione di un terreno che consentirà un posizionamento migliore dell'impianto. Grande festa a Chiavari per i 100 anni di Andrea Copello, chiavarese doc, inseparabile dalla moglie Gemma, con lui i figli, le nuore, le nipoti e tanti amici. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 50enne per l'omicidio di Orazio Pino, ucciso ad aprile a Chiavari, il movente legato a interessi economici e sentimentali. La Liguria nella morsa del caldo, i consigli del medico per anziani e persone ammalate, il caldo è un nemico da cui proteggersi. Inaugurato un distributore di latte crudo in Piazza della Libertà a San Salvatore di Cogorno. È la campagna che scende in città a disposizione di tutti, ha dichiarato la promotrice dell'iniziativa. Nuovo depuratore di Rapallo, chiusi i cantieri in città per la posa delle tubature, restano quelli nel letto del Boate. La struttura prende forma, in via di definizione l'utilizzo degli spazi esterni. La presenza di sottoservizi ha provocato rallentamenti al cantiere per la nuova rotatoria di Lavagna all'uscita del casello autostradale, prevista a luglio la chiusura di alcuni giorni della viabilità. La Regione boccia alcuni punti chiave del PUC di Chiavari, pietra tombale sull'edilizia, ma per il campus scolastico in Colmata ci sono margini di trattativa, assicura il sindaco. Per un euro investito nella Virtus Entella se ne generano 3 a favore della comunità locale, atleti, famiglie ed esercenti. Il dato al centro di una ricerca dell'Università di Genova presentata a Chiavari. Genova ore 9:37, il ponte Morandi non c'è più, demolite con l'esplosivo le pile 10 e 11, tutto si è svolto regolarmente, ha confermato il sindaco Bucci, rientrate le famiglie sfollate. Un saluto a tutti e bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì con i temi della politica amministrativa. Si va infatti verso il commissariamento nel comune di Zoagli. Dopo la sospensione del sindaco c'è stata la dimissione dei membri di maggioranza. E poi per lo sport grande successo a Chiavari per la mezza maratona che ha visto la partecipazione di oltre 1200 atleti, professionisti e appassionati. Vediamo. Un comune con un sindaco sospeso, l'assenza di dialogo tra uffici e amministrazione, l'impossibilità ad utilizzare i fondi perché bloccati. Sono alcuni dei motivi che a Zoagli hanno portato alle dimissioni del vice sindaco Carlo Cassani, dell'assessore Massimiliano Amantini e dei consiglieri Giordano, Marchi e Galli. Per far cadere il consiglio mancava ancora una persona, così in un secondo momento sono arrivate anche le dimissioni di Angelo Sacco, una decisione spiega per accelerare i tempi, considerata anche la situazione ormai allo sbando. La notizia, diffusa dalla lista di minoranza Uniti per Zoagli sulla propria pagina Facebook, è stata confermata dai diretti interessati. Cassani, stamattina in comune per verificare insieme al segretario generale che la documentazione fosse in regola, ha spiegato che la decisione di porre fine al mandato è stata presa senza aver consultato il sindaco Rocca e, aggiunge, presa con il cuore spezzato. Tuttavia, considerata l'impossibilità ad utilizzare i fondi e con una situazione finanziaria complicata, oggi nelle mani di un commissario ad acta, chiamato all'approvazione del rendiconto 2018, la scelta di chiudere il percorso legislativo è parsa quella migliore. Il gruppo d'opposizione Uniti per Zoagli commenta: chi di spada ferisce e di spada perisce, Rocca ha fondato prima Kerchi, poi Nickel e adesso si sono buttati tutti dalla torre. Il punto è che, si legge ancora, con i debiti pesanti che hanno fatto non vogliono essere loro ad aumentare le tasse, ritengono sia meglio che lo faccia il commissario, così loro sono l'indi e la colpa del debito è degli uffici. Conclude poi: noi avevamo teso loro la mano per aiutarli, ma loro non si sono neanche fatti sentire. Su questo replica seccato Cassani: l'obiettivo della minoranza non era quello di aiutare, dice, ma di affondare Franco Rocca in ogni occasione e ad ogni consiglio. Ora il comune andrà al voto nel 2020. Quest'ultimo anno sarà affidato alla guida di un commissario nominato dalla prefettura. Oltre 1000 podisti hanno percorso il centro cittadino per partecipare alla mezza maratona di Chiavari. A vincere è stato il keniano Gideon Kiplagat Kurgat in 1 ora 07:45, precedendo Soufiane Laufi e Jean-Marie Vienim Yaziro.
Tra le donne primeggia Karina Angotti in 1 ora 24 e 34. Presenti alla manifestazione anche tantissimi amatori, alcuni attirati dalla bellezza del contesto di gara, altri dalla comodità logistica, ma tutti spinti dalla passione per la corsa. Sì, è la prima volta che gareggio a Chiavari, in Liguria, qua. Abitiamo a Milano, quindi era alla portata nostra fare sia il mare sia la gara. Domani infatti facciamo la giornata di mare. Io personalmente scelgo sempre contesti dove poi mi godo anche l'ambiente circostante, la città. Ho fatto la maratona di New York, quindi mi sono goduto New York. Prossimamente farò Mosca e vedrò Mosca. Sono qui con amici di infanzia che abitiamo a Milano per motivi di lavoro. Si sente che non siamo milanesi. Come mai la scelta di venire a gareggiare a Chiavari? Prima di tutto perché è vicino a casa, io vengo da Spezia e poi in questo periodo qua, a quest'ora di sera, mi sa che è l'unica mezza maratona che c'è, quindi bene così. Oggi sono qua a Chiavari perché mi piace questa gara, organizzano bene, più diciamo una gara famosa di Liguria, mi piace. Questo percorso bellissimo, corriamo sulla spiaggia qua. Ancora i temi della politica amministrativa, Seste Levante, nuovo passo in avanti per la realizzazione del depuratore in zona Ramaia, è stato acquisito un terreno che permetterà una migliore collocazione dell'impianto. E poi a Chiavari vi raccontiamo la festa per i 100 anni di Andrea Copello, chiavarese doc, inseparabile dalla moglie, hanno fatto festa con lui i figli, le nuore, i nipoti e tanti amici. Vediamo. La progettazione del depuratore a Ramaia procede con rapidità, l'iter è quasi al termine. Uno degli ultimi tasselli attende oggi l'approvazione del Consiglio. Si tratta, spiega il sindaco, dell'acquisizione di un terreno che consentirà una collocazione più idonea dell'impianto. Consente di orientare il manufatto del depuratore in un modo meno visibile dalla strada, dal percorso pubblico dell'area, quindi consente una miglioria progettuale e una collocazione più idonea e migliorativa proprio dell'assetto del depuratore. Altro tema al vaglio del Consiglio, il movimento franoso di Villarocche. L'Assemblea è chiamata a votare l'acquisizione di un'ultima parte di un terreno privato per il consolidamento dell'area, un intervento che nella parte pubblica è già iniziato da alcuni giorni e proseguirà nei prossimi mesi. Dovrebbe tranquillizzare anche tutti gli abitanti della zona, sia quelli di Riva Trigoso che stanno sotto la frana che gli abitanti della zona di Villarocche, perché dovrebbe mettere a posto tutta la nuova franosità che si è verificata nell'ultimo anno. Tra i punti all'ordine del giorno c'è anche il turismo. La prima pratica riguarda alcuni lavori migliorativi all'Hotel Miramare, che dopo il duro colpo inferto dalla mareggiata chiede di realizzare una nuova copertura di collegamento tra gli spazi comuni e le camere e un centro benessere aperto a tutti, non soltanto ai clienti. Queste migliorie probabilmente potranno consentire un percorso di richiesta della quinta stella da parte della struttura stessa, quindi un arricchimento del tessuto turistico di Seste Levante. La seconda pratica infine è il cambio d'uso di 4 immobili al piano terra di Viale Mazzini, realizzati 10 anni fa e ancora inutilizzati. Erano destinati ad uffici, ma di fatto non hanno trovato mercato in questo decennio con questo utilizzo. Così, su richiesta del proprietario di dare un'altra destinazione, proponiamo al Consiglio Comunale la destinazione con un vincolo decennale di alloggio vacanze che appunto anche in questo caso arricchisce con un tipo di turismo diverso, ma l'offerta turistica del nostro territorio. 100 anni sono non pochi e ne sono orgoglioso, con l'augurio speciale che a tutti possano raggiungere questa meta. Se l'ironia è il sale della vita, guardando Andrea Copello si può dire che sia anche un prezioso e benefico elisir in grado di traghettare verso i 100 anni con leggerezza. Nato il 19 giugno del 1919 a San Pietro di Rovereto, residente in centro a Chiavari, Andrea Copello è stato per una vita rappresentante di prodotti farmaceutici. Lo sguardo ha un guizzo quando gli si chiede di ricordare i momenti più belli della vita. Ma c'è qualcosa di più bello che si ricorda? Sì, c'è. Ma non voglio dirlo. Forse il regalo più prezioso per Andrea è stata la moglie Gemma, 88 anni portati splendidamente, 62 anni di matrimonio festeggiati quest'anno, 2 figli, Piero e Sergio, 2 nuore e 2 nipoti, Chiara e Michela. È stato un buon marito, ci siamo voluti bene, non ci siamo mai, cioè ci siamo bisticciati un po' come tutte le famiglie, però
siamo sempre andati d'accordo. Guardi, io non rimpiango un giorno di averlo conosciuto. E per la sua festa nonno Andrea ha voluto fare lui stesso un regalo alle nipoti. Dono questo. Questo olivo alle mie care nipoti Michela e Chiara, come simbolo di pace e prosperità. Ai giovani dico: continuate a volervi bene dal giorno in cui vi siete conosciuti e che duri tanto la vita come noi, uniti sempre. E Andrea cosa dice? Direi altrettanto quanto ha detto la Gemma. No, qua bisogna andare avanti, Con la speranza, sono già felice di averla raggiunta e speriamo di poter tirare ancora un pochettino la corda. La cronaca adesso, la polizia ha arrestato a Chiavari un cinquantenne accusato di essere il presunto omicida di Orazio Pino, il gioielliere ucciso ad aprile nel Chiavarese. Il movente sarebbe legato a interessi economici e sentimentali. Parleremo di questo, ma anche degli effetti del caldo che sta ancora attanagliando la nostra regione, i consigli del medico per difendersi e a San Salvatore di Cogorno l'inaugurazione di un distributore di latte crudo, la campagna che scende in città. Vediamo i servizi. C'è un arresto nel caso dell'omicidio di Orazio Pino, ucciso la sera del 23 aprile scorso in un silos in Corso Dante a Chiavari. In manette un cinquantenne, Sergio Tiscornia, attuale compagno dell'ex fidanzata della vittima. La donna straniera aveva forti contrasti con Pino. Il movente dunque sembra essere legato a ragioni di tipo sentimentale ed economiche. Per i rapporti che legano l'odierno indagato, che hanno legato la vittima a questa donna che vive lì a Chiavari, e anche evidentemente questioni di tipo economico, perché abbiano stati degli investimenti di sostanze importanti da parte di entrambi e che evidentemente non erano andati a buon fine, verosimilmente per i cattivi rapporti con la vittima. Le indagini hanno permesso di constatare che Tiscornia, la sera dell'omicidio, si trovava all'interno del posteggio. Il soggetto indagato, con un mezzo diverso dal suo, è stato accompagnato presso il silos, lì ha atteso l'arrivo della vittima, dopo averlo colpito con un colpo d'arma da fuoco è fuggito sempre a bordo della stessa autovettura non a lui riconducibile, facendosi poi accompagnare in un parcheggio di Cogorno dove aveva lasciato il suo mezzo di proprietà. Abbiamo rinvenuto proprio sulla seduta di questa autovettura dove si era accomodato l'odierno indagato tracce di polvere da sparo come da analisi del laboratorio del Servizio di Polizia Scientifica di Roma. Fondamentali per giungere all'arresto le immagini della videosorveglianza. La polizia ha passato al setaccio tutte le persone entrate e uscite dal silos e tutte le vetture transitate per Chiavari. I dati sono stati poi abbinati alle celle telefoniche, che hanno permesso quindi di isolare alcune utenze, alcune delle quali che noi chiamiamo cosiddette furbe, cioè intestate a soggetti fittizi, ma di fatto in disponibilità dell'arrestato. I consigli sono sempre i medesimi, è sempre bene ricordarli in modo da evitare degli errori, non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, quindi fra le 11 del mattino e le 5 del pomeriggio, proteggersi con abiti leggeri, il cappello, occhiali da sole, soggiornare in luoghi ventilati e freschi e, come dicevate anche voi, le persone che hanno già delle patologie come di tipo cardiovascolare soprattutto, ma non solo, sono un pochettino più a rischio quando le temperature salgono, quindi è opportuno per esempio chi prende dei farmaci per la pressione che controlli magari la pressione un pochettino più del solito. È utile bere, idratarsi durante la giornata, è utile mangiare frutta, verdura, arieggiare la casa nelle ore fresche, quindi a mattina e alla sera, lasciando chiuso
durante le ore più calde della giornata, questo come consiglio per cercare di avere l'ambiente più confortevole possibile. E poi ovviamente per qualunque necessità ricordo a tutti che bisogna fare il numero unico per l'emergenza, che è l'112, e si fa la telefonata a questo numero, loro indirizzeranno poi in caso di emergenza medica o necessità di consiglio medico alla centrale operativa di competenza territoriale, quindi nel nostro caso al 118 titolo soccorso. Avete già avuto qualche richiesta di intervento in più in questi giorni, sebbene come detto il picco delle temperature debba arrivare ancora tra circa 24-48 ore? Dire che esiste una chiamata specifica attribuibile sicuramente al caldo eccessivo non lo possiamo dire con certezza. È sicuro che l'aumento delle temperature può provocare dei malori e quindi è chiaro che il numero delle chiamate per malori generici che in altre occasioni potrebbero anche non essere successi o attribuiti a altre cause, sicuramente possono anche trovare come concausa, diciamo, l'eccessiva temperatura. Quindi insomma una situazione chiaramente classica durante l'estate, non ci stiamo inventando nulla di nuovo, però ovviamente dottore forse il richiamo alla prudenza non è mai scontato in queste situazioni. Direi di no, perché la bella stagione invita tutti, per chi è soprattutto amante del mare, a prendere il sole, a portarsi in spiaggia, ma le persone anziane o che hanno delle disabilità o malattie devono chiaramente usare la prudenza del caso per evitare dei malori che altrimenti non sarebbero successi poi. Il distributore di latte e prodotti agricoli unisce la richiesta di alimenti di qualità alla comodità dell'averli sempre a disposizione, senza restrizioni orarie. L'iniziativa è il punto di partenza verso una maggiore integrazione tra città e campagna, che sostenga la circolazione dei prodotti agricoli delle aziende del territorio. È stato un cammino lungo, diciamo che è un punto d'arrivo e un punto di partenza. Siamo riusciti a mettere un distributore automatico di prodotti di latte e di prodotti aziendali della nostra azienda in un suolo pubblico, aperto 24 ore su 24, quindi disponibile a tutti in qualsiasi momento della giornata. Non avete più scusanti, potete venire in qualsiasi momento, quindi diciamo è la campagna che scende in città, la nostra iniziativa, quella di mantenere il territorio pulito, pascolato e di avere animali sul nostro territorio come è sempre stato. Da giovane che crede nei nostri territori, nella nostra agricoltura e in questa iniziativa. Sì, ci crede un po' troppo forse, o ci crede tanto, siamo nati sognatori, quindi per noi questo è una cosa fattibile e stiamo lottando con i denti per poter comunque arrivare o rimanere nei nostri territori. Coldiretti a fianco di questa iniziativa. Certo, Coldiretti in prima linea a sostenere i giovani, che è la cosa più importante per la salvaguardia del territorio, ma non solo, per rilanciare l'economia nel nostro territorio. Il nostro futuro sono i giovani, quindi se puntiamo su di loro e dimostriamo fiducia, vedrete che anche la Liguria troverà il suo spazio nel mondo agricolo. Le amministrazioni, in questo caso di Ne e di Cogorno, sostengono queste iniziative. Siamo molto vicini alle aziende, a tutte le aziende agricole, questa in particolare è un po' un fiore all'occhiello del comune di Ne, cosa particolare, non di minore importanza, condotta anche da una ragazza, da una donna. Noi siamo sicuramente per la filiera corta, per la qualità e cercheremo con la nostra amministrazione di dare una mano dove è possibile. Forse c'è un po' un ritorno delle persone nelle nostre valli. Noi dobbiamo per questo essere presenti, poter far sapere alle aziende di poter contare su di noi e penso anche con le organizzazioni dei contadini da potergli dare una mano in effetti sia per vedere dei finanziamenti sia per poterli sveltire alle pratiche il più possibile e potersi dedicare il più possibile al lavoro dove serve. Ecco. Andiamo adesso a Rapallo per fare il punto sui lavori di realizzazione del nuovo depuratore in zona Ronco. Si sono conclusi in città i cantieri per la posa delle tubature, restano quelli all'interno delle boate e si sta studiando anche l'utilizzo degli spazi esterni della struttura. Vediamo.
Sono gli scavi in alveo nel torrente Boate, il senso unico in via Maggiocco, anche questo dovrebbe però sparire a breve, ad oggi gli unici due segni evidenti dei lavori per la posa delle tubature del nuovo depuratore a Rapallo. Se in zona Ronco i muri in cemento armato iniziano a delineare l'ingombro della struttura che sarà operativa entro la fine del prossimo anno, in città i cantieri riapriranno alla fine dell'estate con la chiusura di quelli in via Milite Ignoto, via Diaz e Rotonda Marconi. Il punto dell'intervento complessivo è stato fatto nei giorni scorsi nel corso di un tavolo di lavoro tra l'amministrazione comunale e i tecnici di Iren, realtà che sta portando avanti la realizzazione del nuovo depuratore. Abbiamo affrontato almeno 3 diverse problematiche o 3 angolazioni sul problema. Uno sono i cantieri in itinere su tutta la città che dovrebbero andare a termine entro il mese di giugno per poi riprendere in qualche aspetto nel mese di settembre. Il completamento del depuratore nella sua fase progettuale diciamo più grossa sarà in funzione quindi entro l'estate 2020 per poi andare a completare con tutto quello che sono le opere cosiddette di arredo, e proprio su quello l'incontro ha portato aspetti piacevoli per la città di Rapallo, perché andremo a recuperare tutta l'area al di sopra del depuratore con delle parti chiuse con uffici, spogliatoi, e una parte all'esterno dove verrà adibita a centro sportivo, e ora vedremo, stiamo proprio analizzando come fare questi aspetti. Sul fronte dei lavori a lungomare invece in queste ore si andrà a completare l'asfalto sulla nuova soletta del San Francesco. Terminato l'intervento verrà immediatamente riaperto l'accesso pedonale, cosa che permetterà la sera del 3 luglio il passaggio della processione in onore di Nostra Signora di Montallegro, dopodiché si dovrà aspettare il collaudo per riaprire al traffico veicolare. Stiamo correndo come siamo abituati a fare sulle feste per arrivare pronti per l'1, il 2 e il 3 luglio per onorare la Nostra Signora di Montallegro, quindi dovremmo essere ormai agli sgoccioli, mancano ancora qualche aspetto burocratico, ma ci siamo. Da Rapallo ci spostiamo a Lavagna, anche in questo caso abbiamo fatto il punto sui lavori di realizzazione della rotatoria all'uscita del casello autostradale. Alcuni sottoservizi hanno rallentato gli interventi, ma si sta procedendo. A luglio poi sarà necessaria la chiusura per alcuni giorni della viabilità di via Moggia. Vediamo. Prende forma al momento, per quanto riguarda le aree esterne perimetrali, la nuova rotatoria all'uscita del casello autostradale di Lavagna. Partiti ad aprile, i lavori nelle ultime settimane hanno dovuto subire qualche rallentamento per la presenza nel sottosuolo di tubazioni e cavi di diversi servizi che hanno costretto i cantieri a ridefinire le aree di intervento. Abbiamo avuto qualche problema, nel senso che abbiamo dovuto sospendere momentaneamente i lavori e studiare l'attuazione dei cantieri, perché ora ci stiamo focalizzando sui sottoservizi, quindi fognatura, gas. A breve inizierà anche a definirsi il muro e sono già arrivate le pietre per il contenimento del muro, e anche qua dobbiamo solamente aspettare che vengano spostati dei tubi sotterranei, dopodiché inizieranno la costruzione anche degli altri marciapiedi. A fine agosto, inizio settembre, la nuova rotatoria dovrebbe essere disegnata almeno nella sua forma provvisoria. Nel frattempo però, per completare la risistemazione dei sottoservizi e concentrare i diversi interventi e i disagi in un unico momento, è in previsione la chiusura totale della viabilità dell'area per il fine settimana del 6 e 7 luglio. È l'unico weekend disponibile, anche considerando le manifestazioni che coinvolgono i nostri comuni, e siamo in attesa appunto di una risposta da Autostrade, al che poi valuteremo il da farsi esecutivo e dare le preventive comunicazioni. Si studierà comunque una soluzione per la viabilità che dovrà essere interrotta anche in via Moggia. Assolutamente sì, infatti nella prossima settimana coinvolgeremo anche il comandante della polizia locale e i vigili per definire la migliore soluzione possibile, e appunto essendo questo un tratto per quanto riguarda la viabilità molto difficoltoso, è necessario anche probabilmente fare grossa comunicazione anche per i comuni limitrofi. È stato deciso di fare così per convogliare in un'unica occasione i disagi e i cantieri attivi sull'area? Assolutamente sì, perché appunto cerchiamo così di ridurre il disagio anche nei confronti sia dei vacanzieri ma anche di chi su queste strade ci lavora ogni giorno.
Alcuni punti bocciati dalla Regione per quanto riguarda il PUC del comune di Chiavari, alcuni si può mettere sopra una pietra tombale come l'edilizia sociale di Corso Lima, altri invece secondo il sindaco ci sono margini di manovra come il campus scolastico nella zona della Colmata. Parleremo di questo ma anche di sport con una ricerca che ha visto al centro la Virtus Entella e le ricadute in termini di sviluppi socio-economici sul territorio legati proprio alla squadra biancoceleste. Vediamo i servizi. Quali provvedimenti intendete prendere? Ma innanzitutto vi sono delle prescrizioni che ha messo la Regione Liguria che sono vincolanti, tipo la zona che avevamo previsto vicino a Corso Lima per realizzare alloggi anche di edilizia residenziale sociale. Per cui questo non possiamo fare altrimenti, recepiremo in Consiglio Comunale queste prescrizioni regionali e ci adegueremo quindi a quanto prescritto dalla Regione. Sul depuratore è stato confermato la previsione dove noi abbiamo dato la disponibilità, quindi tutto lungo costa con difesa mare e nuova passeggiata. Ha dato delle prescrizioni circa la previsione del polo scolastico in attesa di vedere l'effettivo progetto definitivo del depuratore, quindi in base, perché vi è una legge molto vecchia che prevede una distanza di 100 metri, cosa che peraltro non è stata negli ultimi depuratori, quello anche in previsione a Sesti Levante o Rapallo, la distanza è inferiore a 100 metri. Si fa riferimento a delle leggi molto vecchie dove i depuratori erano delle vasche all'aperto, ora i depuratori con le nuove tecnologie sono tutti chiusi. Per quanto riguarda l'area di Preli invece, l'unica prescrizione che ha dato la Regione riguarda l'ex cantiere Victor, che è un cantiere che peraltro è chiuso da oltre 30 anni, ha detto la Regione di prevedere in caso di demolizione su tutta la costa chiavarese la previsione di un'altra area artigianale. Messa la pietra tombale dunque su Corso Lima, però per quanto riguarda l'area di Colmata c'è ancora margine di trattativa? Sì, la Regione vuole vedere il progetto definitivo, le effettive dimensioni del depuratore prima di esprimerci sul polo scolastico, quindi vi è sicuramente margine di trattativa. Ho avuto anche diversi incontri con alti funzionari della città metropolitana perché anche loro sono interessati a creare per le scuole di competenza della città metropolitana spazi per le nostre scuole che rimangono su Chiavari e per portarne anche altre che hanno sede in altri comuni, anche a Genova. Per cui è ancora tutto aperto questo discorso del polo scolastico che sarebbe un sogno in quanto abbiamo un campo della Colmata completamente rifatto, abbiamo i parcheggi gratuiti, avremo entro la fine del mio mandato auspico una piscina del Lido completamente rifatta e la scuola a vela dentro al porto di Chiavari, per cui sarebbe un vero campus sul mare. Poche città potrebbero vantare dei edifici scolastici di questo tipo. Ha un impatto sicuramente immateriale, difficile da misurare, però si può stimare con dei range, con delle proxy. E quello che avete fatto per il Club Entella? Abbiamo provato, ecco, è stato il primo anno, abbiamo provato a intervistare una serie di persone, sia tifosi, sia familiari, sia allenatori, sia ragazzi, in modo tale da capire quale sarebbe stata l'alternativa rispetto all'Entella e quanto sarebbero stati disposti a pagare per ottenere un beneficio analogo, oppure quanto è stato l'indotto generato sul territorio da questo club. È uscito fuori questo rapporto 1:3, lo vogliamo spiegare? Quasi 1:3, sì, questo significa che per ogni euro che investiamo nell'Entella, che la famiglia proprietaria investe nell'Entella, ne genera 3, non certo a proprio favore, ma a favore della comunità locale, quindi a favore degli esercenti, della comunità locale, dei tifosi, delle famiglie e di tutte le persone che beneficiano dell'esistenza di questo club. Quindi 1 a 2,97, quasi 3, nel senso che si triplica l'investimento, non a favore di Entella ma a favore della comunità locale. Che cos'è questo metodo Social ROI? Il Social ROI è un'estensione di un concetto, tra virgolette, classico, che è la redditività di un investimento, un metodo meramente contabile e finanziario, esteso a dover prendere in considerazione quelli che normalmente sono gli intangibili, cioè quantità che non sono strettamente economiche, ma che bisogna tradurre in un valore economico per dare una visione completa di cosa produce come redditività un investimento e che tengono in conto anche elementi che normalmente sono esterni all'impresa, l'ambiente, il sociale, il tessuto imprenditoriale e anche il tessuto culturale. Quindi riesce a mettere insieme, a dare valore ciò che non sta soltanto in un bilancio aziendale. Noi entriamo anche nel merito della ricerca perché sappiamo quali sono
gli aspetti su cui bisogna magari migliorarla. E quindi c'è una joint venture che abbiamo lanciato oggi e che ci speriamo possa avere successo per ripetere e replicare questo esperimento non solo con l'Entella, ma anche con altre organizzazioni sportive, club di calcio. Siamo giunti al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Il nostro approfondimento adesso è dedicato a un evento storico che ha visto accadere nel capoluogo ligure, ovvero la demolizione delle pile 10 e 11 del Ponte Morandi con l'esplosivo. Vi racconteremo quegli istanti, anche come poi nei minuti successivi si è valutato l'impatto dell'esplosione e poi il lento ritorno alla normalità per quanto è possibile per il quartiere di Certosa. Abbiamo sentito il parroco della parrocchia di San Bartolomeo della Certosa. Dunque adesso i nostri servizi per il nostro approfondimento. Il TG Guardando la Settimana si conclude al termine e l'appuntamento torna tra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Il suono delle sirene, i lunghi istanti di silenzio e di attesa, i pennacchi di cemento ed esplosivo che improvvisamente salgono verso l'alto come fuochi d'artificio, il ponte che si sbriciola e si abbandona alla forza di gravità e poi il suono dell'esplosione che arriva dopo alcuni secondi e rimbomba nelle orecchie e nel cuore, così come le vibrazioni del terreno sui quali sono cadute le migliaia di tonnellate di quelli che fino a pochi attimi prima erano i resti del Ponte Morandi. 6 secondi, tanto è durata la demolizione delle pile 10 e 11 del viadotto crollato quel maledetto 14 agosto, portando con sé la vita di 43 persone, migliaia quelle che questa mattina hanno voluto assistere a quello che verrà ricordato come un momento storico per Genova e per l'Italia intera. Alle 9:37, mezz'ora dopo l'orario previsto, resta solo la polvere nell'aria provocata dall'esplosione e ridotta al minimo grazie alla presenza dei getti d'acqua e di tutta una struttura che ha cercato di ridurre al minimo le ricadute in termini ambientali e di salute provocate dalla demolizione. Sparita la polvere, quello che resta è uno scenario di distruzione che apre però la strada ad una ricostruzione già partita alcuni giorni fa. Non a caso la presenza a Genova dei ministri di governo, dei vertici di Regione Liguria, Comune, Protezione Civile, Esercito e di tutte quelle realtà che hanno lavorato in queste settimane per arrivare a questa mattina. Oltre 3.400 le persone che vivono in un raggio di 300 metri dal luogo dell'esplosione che sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni. 400 i disabili, anziani e le donne incinte che già ieri sera erano state trasferite in albergo. Il 14 agosto siamo arrivati qui di fronte alle rovine fumanti del ponte e siamo rimasti increduli, ha voluto commentare così il governatore della Liguria Giovanni Toti. Non posso dimenticare il dolore della città. In questo momento il primo pensiero va alle vittime di questa assurda tragedia e alle loro famiglie, ma anche alla tenacia e alla capacità di tutti i servitori dello Stato, a tutte quelle persone che in quei giorni si sono prodigate per i soccorsi, a chi in questi mesi ha lavorato veramente al di là del proprio dovere, con grande generosità perché tutto questo fosse possibile. Il primo bilancio tutto sembra che sia andato bene, comunque l'esplosione è avvenuta secondo programmi, abbiamo avuto qualche ritardo dovuto ai controlli per verificare che tutta la zona fosse stata evacuata, però per il resto tecnicamente direi che è andato tutto bene. Tutto è andato secondo programma, lo ha ribadito da subito il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, lo hanno confermato i tecnici delle ditte che in queste settimane hanno preparato il campo ad un'operazione complessa e unica nel suo genere in Italia e non solo. Ad una prima ricognizione visiva ne seguirà a breve una più approfondita per capire se tutte le altre strutture abbiano resistito all'esplosione che ha fatto implodere le pile 10 e 11 del Ponte Morandi, anche dal punto di vista del contenimento delle polveri con gli idranti, le barriere e le vasche d'acqua sugli imbalcati ha ottenuto gli effetti sperati. Il vento, poco dopo l'esplosione, ha portato la nube verso l'interno, lasciando il campo alla vista di quello che è rimasto delle tonnellate di cemento e cavi che reggevano il viadotto dal 1967. È stata sicuramente meno di quella che avrebbe fatto il ponte normalmente in un'esplosione del genere, tenendo conto che tanta di quella polvere è anche stata dovuta dai sacchi di sabbia che erano intorno alle cariche per mitigare l'effetto, quindi non era polvere del ponte ma appunto delle mitigazioni che si è alzata la sabbia. ARPAD ha schierato 30 tecnici che hanno cominciato i monitoraggi già prima dell'esplosione. Secondo il cronoprogramma della struttura commissariale, le 3.400 persone sfollate potranno rientrare nelle loro case solo dopo le 22. Il sindaco ancora una volta ha voluto ringraziare i genovesi per la loro collaborazione e la loro voglia di ripartire. La città è stata ottima, ha fatto veramente un bel lavoro, questa mattina ha collaborato al 99,9999% delle persone, per cui io sono orgoglioso di cosa la città ha fatto.
Oltretutto anche stamattina ho ricevuto tanti di quei messaggi sui social e anche su personali, su email e WhatsApp, che è incredibile quanto la gente ha sentito l'importanza di questa giornata e ha sentito il fatto che stiamo accelerando il cammino per far arrivare Genova alla prima città del Mediterraneo. Ieri sera alle 10 in punto il sindaco ha dato il via e la nettezza urbana ha ripulito le strade dalla polvere e poi sono rientrati. Che giornata è stata quella di ieri? Come è stata vissuta da chi appunto vive nel quartiere? Certosa ieri sembrava una città fantasma, perché gente in giro non ce n'era, tanta gente ha preferito andare via, magari chi ha la casa in campagna o che si era già allontanato il giorno prima. Io qui per esempio avevo un centro di raccolta, ma poi alla fine 7-8 persone si sono fermate, le altre dopo aver preso i ticket hanno preferito andare magari al mare o da qualche altra parte. Si chiude un capitolo, inizia adesso la ricostruzione. Come il quartiere adesso ha vissuto proprio la demolizione del ponte, che sentimenti, che era una struttura che comunque faceva parte del quartiere, adesso non c'è più, che voce ha avuto modo di raccogliere le sensazioni degli abitanti? Ma sì, vabbè, molta gente dice mi dispiace, non lo vedrò più, però ecco, bisogna essere realisti, ecco. Questo ponte ormai era una cosa che impediva qualsiasi altro movimento, qualsiasi altra cosa, quindi grazie a Dio l'hanno buttato giù e ne ricostruiranno un altro. Ecco. La parrocchia in questi mesi è stata anche un punto di riferimento per gli abitanti, anche dal punto di vista del morale, dei sentimenti. Noi abbiamo cercato di fare la nostra parte sempre. Dall'inizio subito sono partiti gli scout e la società operaia cattolica, poi ci siamo attivati per aiutare, abbiamo avuto qualche soldino e ci siamo attivati per aiutare soprattutto quelli che avevano perso lavoro, nel nostro piccolo naturalmente. Poi abbiamo dato ospitalità sempre alle assemblee, a tutti gli incontri. Il 14 di agosto avremo la messa qui per il primo anniversario, qui da noi, alle 10 con il cardinale arcivescovo.